Benvenuti! Oggi vedremo la seconda puntata del nostro documentario tedesco sulla storia della Hansa, la grande associazione delle città mercantili tedesche che nel Medioevo dominava i commerci dell'Europa del Nord. È un caso abbastanza raro di città indipendenti che invece di farsi concorrenza hanno imparato subito a darsi dei regolamenti comuni, applicare le stesse tariffe, fare la guerra insieme contro i loro nemici. Un modello vincente e devo dire l'esatto contrario del modello suicida dei comuni medievali italiani, che erano molto più ricchi di queste città tedesche e però non hanno fatto altro che scannarsi fra loro, Firenze contro Pisa, Pavia contro Milano, e poi alla fine le città dominanti hanno schiacciato tutte le altre. Invece in Germania le città della Hansa sono rimaste indipendenti fino a Napoleone e anzi ancora oggi due di quelle città, Amburgo e Brema, sono Länder autonomi all'interno della Repubblica Federale Tedesca, città-stato medievali arrivate fino al XXI secolo. Insomma, la storia della Hansa, anche se parla di tempi lontani, ha ancora una sua attualità, perfino nel nome. Come si chiama la compagnia aerea tedesca? Lufthansa, cioè la Hansa dell'aria. Poi se uno si aggira per l'Europa le tracce della Hansa sono dappertutto. A Venezia c'è il Fondaco dei tedeschi, che era appunto il luogo di ritrovo di questi mercanti che con Venezia facevano enormi affari. E al nord, all'altro capo d'Europa, città che oggi di tedesco non hanno più niente, come Tallinn, capitale dell'Estonia, o Riga, capitale della Lettonia. Ebbene, in origine erano tutte città tedesche, città della Hansa. La puntata di oggi è incentrata intorno alla figura di un grande mercante, Hildebrand Weckinhusen, che all'inizio del 400 traffica con mezza Europa e tiene, come tutti i mercanti dell'epoca, i suoi libri di conti e una fitta corrispondenza d'affari con i suoi soci. Non ci sarebbe niente di strano, anzi è un personaggio abbastanza banale, se non fosse che le sue carte sono state ritrovate. 10 libri di conti e più di 500 lettere, che ovviamente per gli storici dell'economia sono un tesoro. Sono l'equivalente per il Nord di quello che rappresenta per la storia economica dell'Italia medievale il grande fondo delle lettere di Francesco Datini, il mercante di Prato. Certo, libri di conti e lettere d'affari possono sembrare un punto di partenza non molto promettente per raccontare una storia. Ma per fortuna, insieme a Hildebrand Weckinhusen, si muovevano nel Baltico molti altri personaggi pittoreschi, anche nel nome. Devo dire che questi tedeschi del Medioevo avevano un certo gusto per i nomi altisonanti, come il grande pirata Klaus Stortebecker, il terrore del Baltico, che secondo la leggenda, quando venne catturato, cercò invano di riscattarsi, promettendo di donare una catena d'oro così lunga da circondare l'intera città di Amburgo. Ecco, è un peccato che Salgari, o Salgari, come pare si dovrebbe dire, non conoscesse queste storie e non abbia mai scritto un romanzo ambientato tra i pirati del Baltico. Buona visione. Nel XIV secolo, dopo aver radunato una potente flotta, la Lega Anseatica muove guerra al re di Danimarca. Dopo un anno di assedio alla fortezza di Helsingborg, i mercanti tedeschi trionfano sul sovrano che minacciava le rotte del libero commercio. Le città anseatiche creano una rete commerciale che va dalla Russia alla Spagna, da Venezia all'Islanda. Le loro navi conquistano il mondo. La Lega dei mercanti del Nord diventa così una superpotenza economica. In quel periodo di grandi opportunità vive Hildebrand Weckinhusen.
Il desiderio di guadagnare sempre di più lo porta a correre grandi rischi, ma non è l'unico tra i mercanti tedeschi e deve fare i conti con il flagello del Mar Baltico, i pirati. Per l'impero della Lega Anseatica si avvicina l'ora delle scelte decisive. Il porto di Reval, oggi Tallinn, in Estonia. All'epoca è una città tedesca, avamposto orientale della Lega Anseatica. Hildebrand Beckinhusen, figlio di un mercante, viene mandato qui a 11 anni da parenti che hanno delle imprese ben avviate in Livonia. Venite a divertirvi con noi. No, non posso. Facciamo un'altra volta, va bene? Oh, ma che bel ragazzino. Ehi! Ha solo 11 anni, lasciatelo stare. Per prima cosa impara a conoscere la vita notturna del porto. Ciao, belli. Ragazze facili e incontri da incubo. Niente paura, ragazzo. Questi non ci faranno più niente. Chi erano questi uomini? Pirati, la feccia dei mari. Pirati? Sì, uomini malvagi ai quali è stata staccata la testa con l'ascia. Ti racconto volentieri la loro storia, ma prima seguimi. Di notte il porto non è un posto adatto a un ragazzo come te. Guarda qui che roba. I pirati, come scoprirà presto il giovane Beckinhusen, sono insieme alle tempeste la più grande minaccia sul mare. Le rotte commerciali della Lega Anseatica sono un richiamo irresistibile, come il sangue fresco per gli squali. Klaus Störtebeker è all'epoca il terrore dei mari. Circolano molti miti e leggende sul suo conto e sul suo equipaggio brutale. Questi predoni si impossessano regolarmente di una parte dei ricchi guadagni della Lega Anseatica. Nel 1400, l'ANSA, la Libera Lega dei Mercanti, si trasforma in un impero commerciale che estende il suo dominio sul nord Europa. Lubecca, primo nucleo della Lega, è ormai una città fiorente. In soli 200 anni dalla sua fondazione, diventa la seconda città più grande dell'impero germanico dopo Colonia. Il fratello di Hildebrand Beckinhusen, Sivert, si è stabilito qui e fa presto fortuna gestendo il commercio con i porti vicini. Discendono da una famiglia nobile e hanno buoni rapporti a Reval in Estonia. Molte informazioni sulla loro vita sono giunte fino a noi e la fonte è proprio qui, nell'archivio cittadino di Tallinn. Più di 100 anni fa un professore curioso ha fatto una scoperta di fondamentale importanza. Un antico scrigno pieno di pepe. Ma c'è qualcos'altro all'interno ed è ancora più prezioso delle spezie. Sono le lettere di Hildebrand Beckinhusen, un intero pacchetto. Scoprire queste lettere di Hildebrand Beckinhusen è stato come trovare un tesoro. Ci hanno permesso di guardare al passato da un'altra prospettiva, studiando la vita quotidiana di questo mercante. Un colpo di fortuna. L'epistolario è una vera miniera d'oro. Include 11 libri contabili e 550 lettere scritte da Hildebrand, suo fratello Sivert e sua moglie, che ci offrono uno spaccato della vita ai tempi dell'ANSA. La storia di Hildebrand è sotto i nostri occhi. Le sue vicende private, le sue idee, i suoi affari che gestisce soprattutto da Bruges, la ricca capitale finanziaria della Lega nelle Fiandre. I due fratelli lavorano fianco a fianco, per ora. Fratello mio, dunque vi hanno allontanato dalla vostra patria? La patria, Sivert, è dove si guadagna denaro. E voi lo sapete bene. E può essere qui a Bruges? Ovvio, mio caro. Hildebrand Beckinhusen è arrivato nel posto giusto, al momento giusto. Bruges è il cuore del commercio mondiale nel tardo Medioevo. Essendo una delle 4 sedi principali dell'ANSA, rappresenta per i mercanti tedeschi la porta verso Venezia e l'Oriente. È il denaro che governa la città. Qui 700 anni fa esisteva già una borsa valori con sede nella casa della famiglia Boers, da cui ha preso il nome. Partendo dai canali di Bruges, le stoffe pregiate più richieste arrivano in tutto il mondo. Sono il grande prodotto di esportazione delle Fiandre e vengono vendute fino a Lisbona, così come alle corti dei boiardi in Russia.
Sempre su uno dei canali si trova l'ufficio della dogana. Le città anseatiche hanno tariffe doganali molto vantaggiose e proprio la difesa degli interessi collettivi è alla base del successo della Lega. Dalle annotazioni di Vekinghusen scopriamo che faceva affari con più di 1000 soci nella rete commerciale dell'Ansa. Ma c'era una minaccia costante: i pirati, il flagello dei mari. Nave all'orizzonte, pronti all'arrembaggio! I filibustieri assaltano sempre più spesso le navi della Lega e il commercio con l'Est viene quasi interrotto. Le risorse più preziose della Lega Anseatica sono in pericolo: rotte sicure e commercio libero e indisturbato, condizioni decisive per poter ottenere lauti guadagni. I pirati assaltano una nave mercantile di Hildebrand Vekinghusen salpata da Riga, oggi in Lettonia, e diretta a Bruges. A bordo una scorta di mercenari ben armati difende il prezioso carico. Alla fine trionfano ancora una volta i pirati e a guidarli c'è un uomo che sembra immortale: Klaus Störtebeker. Questo è forse il suo teschio. Un grande chiodo è conficcato in questo reperto che gli archeologi hanno rinvenuto nel porto di Amburgo. Ma è veramente il cranio del pirata Störtebeker? Ne parliamo con il medico legale Klaus Püschel, che l'ha esaminato. La particolarità è questo foro qui sopra, e se guardiamo quest'altro esempio capiamo che un tempo era fissato con un chiodo. E per quanto riguarda il foro del chiodo possiamo notare delle caratteristiche che non riscontriamo in nessun altro teschio. Perché il chiodo non è stato semplicemente conficcato nel cranio, ma quest'ultimo è stato prima colpito con un'arma affilata. Un colpo secco ha scoperchiato l'osso e poi il chiodo è stato infilato dentro, non è stato conficcato a forza. Un trattamento simile non è stato riservato a nessun altro teschio, almeno stando alle fonti dell'archeologia. E tutto fa pensare che sia stato esposto in un luogo pubblico per molto tempo. Un monito terribile. La testa di un famigerato pirata deve essere esposta sul patibolo il più a lungo possibile. I Vitalienbrüder, così vengono chiamati i pirati del nord, sono esperti navigatori. Il nucleo storico dei cosiddetti Vitalienbrüder era formato essenzialmente da crociati. Erano uomini che si mettevano in viaggio con le proprie navi, sia che si trattasse di partecipare a una crociata che di combattere al soldo dei principi del nord Europa e intraprendere nuove guerre insieme a loro. Erano quindi dei corsari, per loro stessa natura. Störtebeker e il suo equipaggio vengono assoldati da varie potenze dell'epoca per imporre una supremazia politica sul mare. Ricevuta la lettera di corsa, i pirati combattono al servizio di ogni principe disposto a pagarli. In nome del duca di Meclemburgo riportano una grande vittoria militare sulle coste svedesi. A Stoccolma riescono a rompere l'assedio e rifornire la città alleata di alimenti freschi e provviste. Victualia in latino. Forse è da qui che deriva il nome tedesco Vitalienbrüder, i vettovagliatori. Dopo la fine della guerra, era come se i pirati non riuscissero più a smettere la loro attività e continuavano a portarla avanti per conto proprio, attaccando le navi di ex nemici e alleati. Era come la storia del vaso di Pandora. Una volta aperto, non era più possibile richiuderlo e il male dilagava. E ora il male minaccia di mandare in rovina Vekinghusen. Maledetti pirati, un'altra nave, Sivert. È la seconda che perdiamo questo mese. Non me lo dire, fratello mio. Devo consegnare 10.000 mantelli e non so come fare. Tutto il Mar Baltico è infestato. Nessuna nave riesce più a passare. Dobbiamo prepararci a tempi magri, fratello. Forse. Ma c'è ancora speranza. Ci servono delle nuove idee, Sivert. Nuove idee? Tu parli sempre di nuove idee, te lo dico io cosa serve. Solo qualcuno che combatta questi maledetti pirati e li elimini. Le guerre contro i pirati sono costose e piene di rischi. È proprio la grande spesa da sostenere per equipaggiare una flotta e assoldare i mercenari che intimorisce i consiglieri delle città anseatiche. Non tutti sono direttamente colpiti, quindi esitano e rinviano. Mancano proprio quella risolutezza e quell'unità che hanno reso la Lega Anseatica così potente. Secondo me è una mossa avventata. Hai ragione. Lubecca.
Hildebrand Weckinghuysen si reca nella città dove vive suo fratello e si sposa per la seconda volta. Dopo la morte della prima moglie, adesso tocca alla quindicenne Margarete di Riga. È un matrimonio di interesse, c'è in ballo una buona dote ed eccellenti contatti con le famiglie mercantili della Livonia. Ma con sua grande sorpresa, Margarete, che ha 20 anni meno di lui, è anche molto bella e sboccerà un grande amore. Meraviglioso, questo è il miglior vestito che abbia mai confezionato. I vostri servigi sono molto cari, mastro Jonathan. Meno male che la stoffa costava poco. I commercianti di stoffe hanno problemi di vendite a causa dei pirati del Baltico e troppo materiale in magazzino. Weckinghuysen decide di sfruttare la situazione a suo vantaggio, un altro aspetto che emerge dallo studio delle sue lettere. Su nessun altro cittadino del Medioevo siamo così informati come su di lui e la sua famiglia. Le lettere ci mostrano anche la sorprendente indipendenza di cui godevano le donne in quella società. Consultando questo autentico archivio privato, ricco di ogni tipo di dettagli, decine di ricercatori sono riusciti a scoprire anche le conoscenze meteorologiche e matematiche dell'epoca. L'organizzazione della Lega è illustrata chiaramente nelle annotazioni di Weckinghuysen. La Lega Anseatica si caratterizzava per le libertà civili all'interno delle città, la responsabilità dei cittadini e la loro partecipazione ai processi politici. Sono i pilastri economici e culturali su cui si fonda l'Europa moderna. È una novità. Liberi cittadini in città libere, unite solo dall'interesse comune e dall'apertura reciproca e collettiva verso l'esterno. È un concetto rivoluzionario e assolutamente efficace. Anche senza un sovrano e persino senza un proprio territorio, la Lega Anseatica diventa una potenza economica come non si era mai vista in Europa fino a quel momento. Il benessere delle città anseatiche cresce e i loro municipi diventano palazzi dei cittadini. Sorgono edifici maestosi, le cattedrali dei commercianti, come la Marienkirche a Lubecca. La Lega era senza dubbio un modello da seguire. Ha integrato per la prima volta le reti commerciali dell'Europa orientale e occidentale, ma anche con il Mediterraneo, perché arrivava fino in Spagna e in Italia. I collegamenti commerciali delle varie città superano le barriere territoriali, linguistiche e persino religiose dell'epoca. È la zona di libero scambio più vasta del mondo antico. L'unica cosa che conta veramente è guadagnare il più possibile. Ecco i volti degli uomini della Lega Anseatica. Fino ad allora i ritratti a olio erano un'esclusiva di santi, imperatori e papi. Adesso tocca all'aristocrazia del denaro, i primi cittadini che possono permettersi di posare per i pittori di corte. Nuovi volti con nuove idee che realizzano un cambiamento epocale. La posizione privilegiata dei cittadini e delle città era di certo una svolta storica. Nell'antichità i cittadini non avevano tutta l'importanza che hanno assunto tra il XIII e il XV secolo. Weckinghuysen appartiene a questo ceto emergente ed è pieno di nuove idee. Nonostante o forse a causa dei pirati, vuole espandersi ancora di più. Allora, signori, che ne pensate della mia idea? Se ho capito, vorreste vendere pellicce e ambre da Oriente direttamente nella città di Venezia? Esattamente. Senza intermediari che diminuiscono i nostri profitti. La mia idea è questa, signori. La rotta è imprevedibile, Hildebrand. Viviamo ancora in tempi molto difficili. No. La rotta via mare è troppo lunga. Noi prenderemo la via più diretta, attraverso il passo del Brennero. Siete forse impazzito? Solo la terraferma ci garantisce i maggiori profitti. Ma il rischio è davvero troppo alto. Proprio come il guadagno. Un argomento convincente che risulta chiaro a ogni commerciante. Allora siete d'accordo? Alla fine 12 mercanti si uniscono nella cosiddetta Società Veneziana.
Veckinhusen ha convinto anche gli scettici. Brindiamo! È riuscito a convincerli con due parole magiche: Venezia Salute. e guadagno. Il suo calcolo è molto chiaro e semplice. Compra 1000 pellicce di zibellino a Novgorod in Russia per un valore di 730 marchi di Lubecca. A Bruges vi aggiunge il 10% di guadagno e siamo a 24.090 groot, la moneta fiamminga. Nel viaggio fino a Venezia aggiunge un altro 10% e si arriva così a 900 marchi di Lubecca, pari a 883 ducati veneziani. Quindi ci guadagna il 20%, che equivale a circa 35.000 euro di guadagno netto al cambio attuale. E ogni anno vende centinaia di migliaia di queste pellicce. I veneziani possono permettersi di acquistarle. Secondo un detto popolare, quel popolo non ara la terra e non semina, eppure è il più ricco del mondo. Infatti raccoglie lo stesso i frutti. E una volta l'anno Venezia celebra se stessa con una magnifica processione nei suoi canali. La parata del Bucintoro, la galea del Doge, esibisce la ricchezza che viene dal commercio. Le navi di Venezia dominano il Mediterraneo e le rotte verso Oriente, portando velluto e seta, incenso e zafferano. In soli 2 anni, il capitale della società veneziana di Bruges registra una crescita del 100% e Hildebrand è al 7° cielo. Venezia aveva una grande importanza per Veckinhusen e i suoi soci perché apriva le porte al commercio in Oriente. A Venezia i mercanti tedeschi potevano acquistare spezie e merci molto pregiate, come la seta, provenienti dall'Asia, che venivano trasportate dalle navi veneziane. La scommessa di Venezia apre nuovi orizzonti e soprattutto nuovi mercati. È ora possibile accedere alle ricchezze dell'Oriente e l'Associazione dei Mercanti Tedeschi può agire a livello internazionale, non più solo in Nord Europa. Ecco una nuova risorsa, il pepe, che nel Medioevo vale quanto l'oro. L'audace piano imprenditoriale di Veckinhusen non è esente da rischi. Dove ci sono grossi guadagni non mancano i concorrenti e nei canali di Venezia nuotano molti squali. Sicuramente c'era molta speculazione e gente che cercava di arricchirsi in maniera disonesta. Risalgono a quell'epoca i primi casi di contraffazione di merci. Alcune persone cercavano di vendere stoffe poco costose, ad esempio quelle tinte, a prezzi molto alti, facendole passare per stoffe pregiate. Una pelliccia appena tagliata, un prodotto originale di primo ordine. Veckinhusen conosce il trucco. Pellicce rappezzate, vino annacquato, stoffe tinte, argento falso. Deve tenere sempre gli occhi aperti. Mi dispiace, è troppo poco. Poi bisogna fare la conversione nelle diverse valute, pesi e misure e calcolare sempre il proprio utile. Hildebrand domina il gioco per ottenere il massimo profitto. Incarna una nuova generazione di commercianti della Lega, sempre pronto a correre rischi e a guadagnare milioni. Niente, non ci siamo. Se volete comprare ancora la mia merce, dovete proprio aggiungere qualcos'altro. Non se ne parla. Per così poco non ve la vendo. In caso di necessità, aiuta finanziariamente suo fratello Sivert, meno intraprendente di lui, se solo non ci fossero quei maledetti pirati del nord. Nel frattempo i corsari hanno conquistato il regno di Visby, a Gotland, e tagliato di nuovo le rotte commerciali della Lega Anseatica. Gotland, dopo la conquista di Stoccolma, era la grande speranza dei Vitalien-Brüder. La loro idea era di fondare lì una base territoriale duratura, con l'obiettivo di diventare, col tempo, una potenza marittima a tutti gli effetti. La città anseatica di Visby, un tempo rispettabile, diventa un covo di pirati. Ora hanno la base ideale da cui partire per le loro scorrerie in tutto il Mar Baltico. Il flusso di merci della Lega si inaridisce. Tutte le speranze sono ora riposte nell'ordine teutonico, la spada dell'Ansa. Con un potente esercito di cavalieri crociati, il Gran Maestro von Jungingen si imbarca verso Gotland. L'ordine teutonico fa da tempo affari d'oro con le città anseatiche e anche per questo i pirati rappresentano una spina nel fianco per tutti.
Sulla terraferma i cavalieri hanno la meglio, Visby viene conquistata e chiunque capiti a tiro delle spade teutoniche viene ucciso. Ma alcuni, tra cui Stortebeker, vengono informati dell'attacco pianificato dall'Ordine e si allontanano prima del massacro, fuggendo indisturbati nel mare del nord. Ora anche le sue acque si tingono di sangue. I pirati si avvicinano sempre di più a Vekinghusen, minacciando anche le rotte commerciali verso Bruges e Londra. Amici di Dio e nemici di tutti. È questo il grido di battaglia dei Vitalienbrüder. In seguito Stortebeker e i suoi compagni alimenteranno una versione edulcorata della leggenda e saranno raffigurati come dei Robin Hood del mare. È solo un mito? Stortebeker e Godeke Mikkels non possono essere paragonati a Robin Hood, perché diversamente da quest'ultimo non rubavano per dare ai poveri, ma depredavano i mercanti per il proprio tornaconto, dato che erano loro stessi molto poveri. Forse era questo il volto del terrore dei mari, il leggendario Klaus Stortebeker, con qualche licenza. Sappiamo invece per certo che all'epoca a Bruges il suo contemporaneo Vekinghusen si sente sempre più in pericolo. I pirati cacciati da Gotland si sono insediati sulla costa frisona. Qui i principi locali hanno offerto loro un rifugio. Sono tra loro acerrimi rivali e si servono di Stortebeker per aggredire gli avversari del momento, mentre i signori se ne stanno barricati nelle case di pietra dalle alte mura, le caratteristiche rocche frisoni. Ben presto, i pirati non si interessano più alle faide dei principi sulle coste del Baltico e tornano a gestire gli affari per conto proprio. Di fronte all'isola di Helgoland, le città anseatiche passano all'azione. È il momento della battaglia navale decisiva, al largo del Mare del Nord. I mercanti di Amburgo, i cui affari con l'Inghilterra sono particolarmente danneggiati dai pirati, inviano una potente flotta guidata da un'ammiraglia dal nome singolare, la Mucca Colorata. La vittoria è definitiva e schiacciante. Una nave dei pirati viene affondata e finalmente Stortebeker viene fatto prigioniero dalla Lega. La notizia lascia increduli tutti i mercanti del nord, da Bruges a Novgorod. Il pirata compie il suo ultimo viaggio risalendo l'Elba fino ad Amburgo. Qui a Grasbrock la morte attende lui e i suoi uomini. Stortebeker viene mostrato alla folla urlante in una gabbia come un animale selvaggio che si avvia al macello. Almeno così dice la leggenda. In seguito si parlerà anche di un accordo che Stortebeker avrebbe stretto con il boia. Tutti i compagni davanti ai quali avrebbe camminato senza testa sarebbero stati liberati. Si dice che abbia salvato così 12 compagni, diventando una leggenda. A Grasbrock è stato eretto un monumento per ricordarne il mito. Ma Jørgen Bracher dubita di questo gesto eroico. Basandosi sui documenti recuperati di recente, il biografo di Stortebeker vuole addirittura provare che il pirata non è mai stato decapitato. Stortebeker è diventato il personaggio più famoso di Amburgo, probabilmente perché nel 1400 è riuscito a scampare alla propria esecuzione e a far perdere le tracce. Per questo motivo gli storici hanno usato la fantasia, creando un vero e proprio mito, che ha portato a conferire a Stortebeker molta più importanza del dovuto, neanche fosse il borgomastro di Amburgo. In ogni birreria del porto si inventano nuove storie e nuove avventure. Chi sia davvero Stortebeker resterà per sempre un mistero. Il suo mito, invece, continua ad alimentare la leggenda della Lega Anseatica e delle sue città. Lubecca. Hildebrand torna di rado nella città in cui vivono la moglie e i figli, ma stavolta è venuto a farsi prestare del denaro dal suocero per investire ancora sui suoi affari a Venezia. Hildebrand, ai tuoi figli manca molto loro padre. Anche a me mancano molto, ma il mio posto adesso è a Bruges. Presto avremo delle enormi opportunità.
Sono preoccupata, Hildebrand. Il denaro di mio padre sta finendo e tu hai bisogno di sempre più soldi. Non ti devi preoccupare. E lascia pensare me agli affari. Tu occupati dei bambini. Margarete è spaventata. Nelle sue lettere Hildebrand le racconta dei rischiosi viaggi attraverso le Alpi. Innumerevoli posti di dogana, briganti e strade dissestate rendono un'impresa ogni viaggio verso Venezia. Per i mercanti stranieri del Medioevo, le Alpi sono muraglie di roccia e ghiaccio. I pochi passi alpini sicuri, come quello del Brennero, sono pieni di castelli, di cavalieri e posti di dogana. E Venezia è molto cara, già all'epoca. Nel Fondaco dei tedeschi, la Camera di Commercio dell'Ansa, i mercanti pagano un affitto molto alto per la loro sede. Qui non valgono i loro privilegi, il potere è tutto nelle mani del doge, il principe di Venezia. Ogni mercante tedesco ha un intermediario locale che si occupa della riscossione delle tasse e dei dazi, una delle entrate più importanti per la Serenissima. Tra i vicoli e i canali della città lagunare, Beckinghusen deve ammettere di aver trovato dei concorrenti abili e astuti almeno quanto lui. Le pellicce, i principali prodotti di esportazione della sua società veneziana, vengono importate qui da molti altri mercanti e l'eccesso di offerta comporta una rovinosa caduta dei prezzi. A questo si aggiungono le cattive notizie che arrivano dall'ordine dei Cavalieri Teutonici. Beckinghusen riceve la maggior parte delle merci dalla Prussia, ma adesso anche la politica sembra mettergli i bastoni fra le ruote. Nel castello di Marienberg, oggi Malborg, quartier generale dell'ordine, c'è aria di crisi. Il Gran Maestro von Jungingen è coinvolto in un conflitto sempre più acceso con i regni confinanti di Polonia e Lituania, che vogliono impedire all'ordine di espandersi ulteriormente. Come sempre, è tutta questione di denaro e potere. All'inizio del XV secolo i Cavalieri Teutonici, dopo aver evangelizzato con la forza la Prussia e conquistato i territori orientali, si trasformano in scaltri imprenditori. Nel 1410 lo scontro armato è ormai inevitabile. A Tannenberg si combatte una battaglia che passerà alla storia. Il 15 luglio, intorno a mezzogiorno, si assiste allo scontro tra i più grandi schieramenti di cavalleria d'Europa. 25.000 cavalieri tedeschi si schierano contro l'armata polacco-lituana, forte di 40.000 uomini pronti a tutto. La battaglia termina con la morte del Gran Maestro e la completa sconfitta dei Cavalieri Teutonici. Sul campo di battaglia si contano più di 50.000 morti. La vittoria di Tannenberg segna l'inizio dell'ascesa del Regno di Polonia e avrà conseguenze devastanti per la Lega Anseatica. La battaglia di Tannenberg è uno degli scontri armati più importanti del tardo Medioevo. L'unione polacco-lituana, destinata a diventare una grande potenza dell'epoca, sconfiggeva l'ordine teutonico, che per molto tempo aveva dominato quella regione. Con questa battaglia si registra una svolta nello scenario europeo. Anche Beckinghusen è tra gli sconfitti di Tannenberg. Nelle sue lettere parla chiaramente della crisi. I prezzi sui mercati crollano, i concorrenti stranieri acquistano sicurezza e suo fratello Sivert teme la bancarotta. Sivert, aspettami! Ammettilo, Hildebrand, ormai è finita. Non è finita! Non possiamo restituire il denaro. Al momento siamo in difficoltà, lo ammetto. Ma tra 2 settimane arriveranno le pellicce a Venezia. Le pellicce?
Ancora quelle maledette pellicce. Tutti i cittadini di Venezia ne avranno almeno una decina da parte. A chi pensi di venderle ancora? Sta per arrivare un inverno molto rigido, ma tu non sei mai d'accordo. È la tua avidità che ti ha reso cieco. Ma è tempo di aprire gli occhi. La merce si sta rovinando nel nostro magazzino perché l'hai comprata a prezzi troppo alti. E mi parli ancora di quelle dannate pellicce. Comunque io non investirò nemmeno più un soldo in questa attività insensata. Ascoltami. Conservati una pelliccia per l'inverno. Ne avrai bisogno. Hildebrand non accetta la sconfitta. Pensa che gli basterebbe un po' di liquidità, dei soldi in contanti per rimettersi in piedi e aggirare quella congiuntura sfavorevole. Invia un suo emissario nelle strade di Bruges per cercare di ottenere nuovo credito. Già all'epoca le banche italiane hanno filiali anche a Bruges. Beckinghusen emette cambiali e titoli di credito con l'obbligo di riscossione ritardata. In questo istituto bancario lombardo ottiene facilmente del nuovo capitale. Riceve anche un invito inaspettato dal neoeletto imperatore del Sacro Romano Impero, Sigismondo, nei pressi di Dordrecht. I mercanti della Lega Anseatica vogliono sfruttare l'occasione per esporre al sovrano le proprie rimostranze e chiedere aiuto, ma Sigismondo promette di occuparsene a una sola condizione. Pretende un prestito di 3.000 corone, pari a circa 2 milioni di euro di oggi. I prestiti in denaro ai sovrani sono frequenti nella storia della Lega Anseatica. In questo caso dobbiamo ricordare che Sigismondo era un imperatore con una base territoriale debole, in quanto re d'Ungheria, e aveva continuamente bisogno di soldi. Prestare soldi a un sovrano. Nessuno può tirarsi indietro e poi ne guadagnerà la sua immagine. Decide di chiedere un altro prestito. Poi la catastrofe. Sigismondo aveva promesso di restituire il debito entro un anno, ma non è stato di parola. E all'epoca non c'era modo di citare in giudizio un sovrano che non rispettasse i termini di un accordo finanziario. Beckinghusen capisce di essere in trappola. Il suo messo corre di nuovo per le vie di Bruges fino alla Banca dei Lombardi. Presenta le cambiali che stanno per andare all'incasso. Hildebrand ha bisogno di altro credito, ma gli interessi sono sempre più alti. Stavolta arrivano al 20% in 3 mesi, un tasso da usura. Gli usurai che girano completamente vestiti di nero sono gli uomini più odiati a Bruges, ma senza di loro l'economia non andrebbe avanti. È il denaro concesso in prestito che mette in moto il commercio. Sembra che ormai tutto il mondo viva a credito. Beckinghusen gioca ancora nella Serie A degli imprenditori, grazie al suo fiuto per gli affari. Riesce a entrare in possesso di un'informazione segreta. Dalla Francia occidentale alla Livonia è saltata un'importante fornitura di sale. Il sale. Fiuta subito un'occasione importante per rimettersi in piedi. Chiede di nuovo del denaro in prestito a chiunque senza badare agli interessi, quindi manda subito un messaggero a cavallo verso i paesi baltici. Vuole accaparrarsi tutte le scorte di sale prima che si diffonda la notizia dell'improvvisa penuria in Occidente. Una volta ottenuto il monopolio stagionale, guadagnerà una fortuna. È all'inizio di una corsa contro il tempo e contro un altro mercante suo rivale. Chi raggiungerà per primo la meta? Il messaggero è un abilissimo cavaliere e Hildebrand ha organizzato ogni cosa alla perfezione. Sta rischiando il tutto per tutto. L'impresa è molto costosa. Sarà la sua salvezza. Il suo cavaliere raggiunge le città di Tartu e Reval per primo. Ma nonostante questo successo, la folle impresa del sale finirà in un altro disastro. I soci commerciali in Livonia non hanno abbastanza capitale per accaparrarsi tutte le scorte di sale. Quindi Hildebrand dovrà rinunciare al monopolio e ai guadagni da sogno.
Aveva puntato forte sulla speculazione e su affari molto rischiosi. Quindi non doveva meravigliarsi se alla fine aveva fallito. Con quegli azzardi aveva superato di gran lunga il limite consentito alla sua epoca. Weckinhusen, l'audace mercante tedesco, ha tirato troppo la corda. A Lubecca la moglie Margarete vede materializzarsi i suoi peggiori incubi. Il marito è nella lontana città di Bruges senza un soldo. Suo fratello Sivert si rifiuta di aiutarlo e i loro risparmi sono finiti già da tempo. Il suo abito da sposa è l'ultimo bene di valore. In caso di estrema necessità, Hildebrand l'ha pregata di spedirglielo. Ora lei gli scrive. Mio caro, i vostri amici e vostro fratello vi hanno voltato le spalle. Vostra moglie attende con nostalgia il vostro ritorno. Possa questo abito del nostro amore riportarvi fortuna e felicità e possa Dio benedirvi ovunque voi siate. Si domanda che fine abbia fatto il suo amato, adorato marito. La fortuna ha voltato definitivamente le spalle a Hildebrand. Nessuno lo aiuta più al di fuori di Margarete. Re Sigismondo non ha ancora restituito il prestito e i creditori lombardi lo citano in giudizio. Hildebrand viene rinchiuso nella torre dei debitori. A Lubecca la suocera di Sivert si impossessa della sua casa con l'inganno. Margarete deve andarsene. Una triste parabola medievale documentata con grande realismo. Una vera miniera d'oro per gli storici. Le lettere di Weckinhusen rappresentano per me una fonte speciale perché forniscono informazioni sulla vita di una famiglia e sullo stato d'animo delle singole persone che le hanno scritte. Sono tutte cose che non avremmo mai saputo, perché nessun'altra fonte ci ha tramandato una ricostruzione dettagliata della vita quotidiana al tempo della Lega Anseatica. Mio caro, vi scrivo per mettervi al corrente di come si è evoluto il problema con la nostra casa. Mi permetto di raccontarlo brevemente. Hanno deciso che devo lasciare definitivamente la casa, perché sono 2 anni che non corrispondete il denaro dell'affitto. Quindi ci hanno tolto la proprietà della nostra casa. Ma vi ho lasciato da pagare solo 1 anno di affitto arretrato. Per questo mi hanno cacciato dalla casa e hanno deciso di mandarmi nella zona est. Mi sono dovuta trasferire in un'altra casa, dove pago 5 marchi di affitto per il periodo estivo. L'ascesa e il tracollo di Hildebrand Weckinhusen. Grazie alle lettere i ricercatori possono ricostruire nel dettaglio la caduta sociale di Margarete dopo più di 600 anni. Rolf Hammel-Kisov passeggia per Königstrasse, la distinta via signorile di Lubecca. Qui c'è ancora oggi la casa in cui vivevano un tempo i novelli sposi Margarete e Hildebrand. Margarete deve lasciare questa casa e trasferirsi con i figli e i suoi pochi averi in un appartamento meno costoso, in un'altra strada. Sivert le dà solo quel poco che basta per non spingerla a chiedere l'elemosina, perché avrebbe danneggiato anche la sua immagine. L'ultima tappa del calvario di Margarete è un cortile a Hundestrasse, un quartiere di operai. Qui vive dell'elemosina del cognato dopo aver dato impegno anche ai suoi ultimi averi. Nel 1426, dopo 3 anni di prigionia per debiti, Hildebrand riesce finalmente a tornare in libertà grazie all'intercessione dei suoi ultimi amici. Ma è un uomo rovinato. Vorrebbe tornare dalla moglie e dai figli a Lubecca, ma non avrà nemmeno questo conforto. Muore infatti durante la traversata. Che sia stata la sua avidità a perderlo. Ci sono delle qualità umane che sono eterne, per quanto negative. Infatti questa tendenza a perdere la misura, questa smodatezza nella propria avidità, diventa uno svantaggio per sé e il prossimo. Se cresce a dismisura, può finire per distruggere tutto. Era un copione frequente all'epoca della Lega Anseatica ed è quello che stiamo rivivendo anche ai nostri tempi.
Il gusto per l'avventura e il desiderio di ricchezza continuano a spingere gli uomini in mare. Nel XV secolo si tratta soprattutto di spagnoli e portoghesi. La scoperta di nuove rotte commerciali in Africa e in India, ma soprattutto la conquista del paradiso, ovvero la scoperta dell'America, trasformeranno anche l'Europa. Le ricchezze del Nuovo Mondo attirano i conquistatori europei. Oro, argento e nuovi prodotti spostano il baricentro dei mercati mondiali. La Lega Anseatica non riesce a parteciparvi in maniera significativa e il suo impero commerciale perde gradualmente importanza. Con i cambiamenti del XV e soprattutto del XVI secolo, la Lega Anseatica diventa una potenza regionale, perdendo la sua importanza a livello mondiale. La Lega Anseatica, la libera associazione economica delle città, viene ridimensionata, ma non si scioglie ufficialmente. Quello spirito imprenditoriale aleggia ancora nelle città portuali del Mare del Nord e del Baltico. E con la caduta della cortina di ferro si assiste a un ritorno delle idee dell'ANSA, vista come anticipatrice dell'Unione Economica Europea. I principi della Lega Anseatica vivono ancora oggi perché erano già innovativi all'epoca. Infatti, l'idea di collaborazione al di là dei confini per garantire interessi comuni è il fondamento dell'integrazione europea. Un impero fondato su un sogno che per più di 50 anni ha garantito il benessere alle sue città, dove vigeva l'autogoverno dei cittadini liberi, ma i rischi erano sempre in agguato. Come nella storia di Hildebrand Weckinghausen. Non sappiamo che ne sia stato di sua moglie. Dopo la morte del marito la corrispondenza si interrompe. Lui non poteva lasciarle nulla in eredità, ma a noi ha lasciato le sue lettere. La Lega Anseatica ha trattato da pari a pari con i sovrani dell'epoca, come avversario in guerra o come socio negli affari. I traffici commerciali in tutto l'Occidente ne hanno fatto una superpotenza economica. Nella storia dell'ANSA c'è molto di più che ricchi mercanti e pirati, navi e carovane. Ci parla di audacia e truffe, speculazioni e crolli finanziari. Infatti, è stata un antico precursore di un'Europa libera e moderna, un lontano antenato di tutti noi.